Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 12 marzo, puntata 113, puntata dedicata sia alla Raimon Pallamano, dove avremo due ospiti nella prima parte, e nella seconda parte andremo un po' a studiare il prossimo avversario, il Pisa, ovvero con un nostro amico, con Giuseppe Boi, caporedattore del Tirreno, dove andremo un po' ad analizzare sia lato Pisa sia lato Cagliari. Ma diamo anche il buongiorno a Francesco. Eccoci qua, ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, salutiamo Nicola, ben trovato, salutiamo Facc, buongiorno Roberto, buongiorno Sergio, ben trovati, grazie mille. Buongiorno a Domenico, Pier Giorgio, Andrea, Daniela, ben trovata. E buongiorno anche a Massi. Momento difficile sotto l'aspetto sportivo, dispiace per Idrissi. Eh sì, tra l'altro anche ieri vi invito a vedere l'intervista a Folorunso nei nostri canali social. Insomma, lui ha detto comunque sembra che capitino tutti a noi. In effetti ogni settimana c'è una novità, ecco, speriamo che dopo questo discorso Idrissi si chiuda, insomma, questo capitolo infortuni. Fra una bella benedizione globale, sì, esatto. A qualunque fede, insomma, ci si voglia attaccare. Ero frizzato, ok, mi sentite? Sì, ok, mi sono Sì. frizzato, ok, perfetto. E infatti anche ieri era la bellezza, capito? La tua troppa bellezza. È quello che ha rovinato. Streamer non sostiene, non tiene troppo, cioè, capito? Si blocca a un certo punto perché dice, come fare? Esatto. Vabbè. Che dire? Buongiorno anche Gabri. Non è solo il Cagliari. Tra l'altro, ecco, news, ho letto che nel Napoli nuovo infortunio per João Jesus e Lobotka non recupera, ecco, giusto per andare un po' avanti sul prossimo avversario del Cagliari, che è appunto il Napoli, ricordiamo venerdì prossimo alle 18:30. Quindi non è solo Cagliari, è un discorso generale. Marco, buongiorno, sì. Bravi ragazzi per il servizio ieri che avete fatto su Folorunso professionali. Grazie. È facile, dice davvero. Nonostante Luca Di Leonardo, ragazzi, esatto, incredibile. Esatto. Nonostante me. Ma infatti era un discorso globale, non c'ero solo io, c'erano anche altri colleghi. Dici, diciamo era per tutti il complimento. Ok. Io rovinavo la media, però c'erano altri giusto. che alzavano, quindi... Vabbè, no, ma è giusto avere consapevolezza di sé, questo è fondamentale. Sei consapevole. Maledetto. Marco dice venerdì alle 18:30 è crazy veramente. Sono assolutamente d'accordo con te, Marco. C'è chi comunque piace venerdì alle 18:30, però Nicola dice trasferte vietate per i tifosi a Pisa, vorrei capire per quali rischi secondo la prefettura. Ne parleremo con Giuseppe Boi nella seconda parte. Come ti sei acceso? Questa... è sempre un... Ne parleremo, stiamo tranquilli. Ne parleremo, eri proprio carico.
eri carico, cioè proprio ti ho sentito... Guarda, è cambiato proprio anche l'impostazione. Esatto, Lo so, esatto. ragazzi, purtroppo. Ne parleremo, ne parleremo. È proprio cambiato voce completamente. Non ci saranno, no. Ai, Perché sono ai, state ai, vietate ai, tutto ai, l'anno. ai. Buongiorno Traccada, ben trovato. Mm. Mi avviso, un ricordo allenatore di difesa spadatata come Pisacane, ci sono stati allenatori attaccati per molto meno. Vale anche il contrario, Mirko. Non ricordo allenatori tanto attaccati con il come rendimento di Pisacane, Pisacane. sono Cioè, d'accordo. vale Giusto. l'esatto contrario anche. Esatto, sono d'accordo. Quindi, insomma. Ecco, Perché il vedi? mondo è bello, perché ognuno È la vario. pensa a modo E poi suo. perché è vario. Perché ognuno la pensa a modo suo. Quindi. Per fare uno sindaco di Livorno. Tra l'altro Eh. aveva anche detto in un'intervista Proprio a iniziale, Giuseppe Boi, esatto, al che lui Tirreno, non aveva mai segnato in ritiro. a Pisa, esatto, Quindi. assolutamente. Ciao Manu, ben trovato. E buongiorno anche a Ilano. Insomma, siete già tanti. Ho un audio basso. Come un audio basso, ragazzi? E ieri era altissimo, oggi è Lo so, basso. è sempre Sempre colpa uguale. di Leonardo, ragazzi. È Comunque sempre vada, è colpa di colpa Di mia. Leonardo. Ok. Aspetta che Beh, ti alziamo. Dai, ti lascio Dai, dritto. ti Dai, sentiamo lascio da meglio solo. adesso. Ciao, ok. Hai Ti alzato sentiamo il microfono? meglio. Ti ho alzato il volume, sì, dai. Basso. Vabbè. Ti ho alzato il volume. Ecco, questa è la news che voleva dare Francesco stamattina. Ci avete fregato. Giolini prende Valverde. È l'ultima news. Ragazzi. Ci sarebbe anche lì da discutere, ma dove lo mettiamo in campo? Non lo so se c'è posto, non lo so se il Cagliari può È in trovare ballottaggio. posto. È in ballottaggio. Bisogna vedere con chi Va è a in posto. ballottaggio. Non so se 51-49. trova a posto. Giocatore Spaziale, posso dire. impressionante. Vallegresi. All'Ermosa, ecco, no? Vallermosa, Valverde, ecco. sì. Va bene. Oppure Vallè anche, un terzino sinistro. Magari il Como, Esatto. prestito secco. No, ma c'è Adam Obert, ragazzi, non si tocca. Vabbè, giocatore. Beh, ieri più che altro mi ha sorpreso anche un po' il Real Madrid che ha fatto a fettine il Manchester City giocando all'italiana. Perché di fatto il Real Madrid ha giocato all'italiana contro il City ed è curioso vedere che anche due delle più forti squadre del globo terracqueo abbiano un modo così diverso di giocare l'una dall'altra, e una delle due, che è quella che poi casualmente ha vinto e ha di fatto poi dominato anche a livello di occasioni e tutto, ha giocato come giocano le italiane, ma le italiane non c'erano e non ci sono a questo livello. L'unica italiana che c'era avantieri ha provato a giocare in maniera europea, chiamiamolo così, come modo di giocare, ed è stata impallinata senza non pietà. è andata benissimo Da un Bayern così, che ha fatto capire come ci siano 5 categorie di differenza probabilmente tra, insomma, l'unica superstite del calcio italiano è quella che, insomma, tra le tre più forti sicuramente a livello europeo, ma anche a livello mondiale, cioè insomma una squadra incredibile da quel punto di vista. E quindi è curioso, ripeto, è stato curioso vedere un po' di partite, un po' di immagini, perché no, noi spesso qua commentiamo, insomma, vediamo un po' come, no, ma sai, è sempre meglio provare a giocare. Io credo che provare a giocare uno se lo debba poter permettere anche, perché se non te lo puoi permettere è un suicidio totale. Non a caso Capello ha fatto a pezzi Palladino. Davvero. E poi si potrà discutere sul fatto che Capello ormai appartenga a un calcio vecchio, però io credo che l'ha vinta, insomma, diciamo. No, vabbè, però più che altro penso che l'Atalanta, l'errore principale di Palladino sia stato quello di cambiare completamente tipologia di gioco proprio nella partita più importante dell'anno, cioè ha sempre giocato a una punta, esatto, una punta vera, cioè insomma un centravanti vero, no? Sì. Mettere due punte centrali chiaramente ha sbilanciato un po' il tutto, insomma, è un 6-1 che si ricorderà
nella storia del calcio italiano, quindi Assolutamente. E poi comunque gli no. manca il giocatore che lì in mezzo, insomma, ringhia di più che Ederson. Sì, Non no, poi dimentichiamo. ripeto, ci sta tutto, secondo me, almeno all'inizio si poteva provare a vedere e a provare a contenere, ecco, perché è chiaro che se te la giochi sui duelli uno contro una squadra che è ingiocabile da quel punto di Vabbè. vista, ma è così come il Real Madrid ha fatto col Manchester, cioè se voi andate a vedere l'azione del rigore poi sbagliato da Vinicius, è un contropiede pazzesco, nel senso che è una difesa folle quella di Guardiola, folle, cioè non c'era Beh, anche il gol nessuno. di Valverde, il primo, Esatto, beh, ma quello passaggio del sai, quello è una portiere. ripartenza e vabbè ci può stare, quell'altro sul Vabbè, 3-0, insomma. ha fatto uno Va stop da bene, paura, eh. Possiamo dire parleremo anche questo. dopo di Esatto, andiamo. calcio perché vedo che ci hanno già raggiunto i nostri primi due ospiti di questa mattinata, li facciamo Li facciamo entrare dando il entrare. benvenuto a Giovanni Nardini e Giovanni Pavani in rigoroso ordine alfabetico, portiere Esatto. anzi, ala e portiere della Raimon Sassari. Buongiorno ragazzi, benvenuti a Buongiorno 131. Ciao ragazzi, Buongiorno, ciao. bentrovati. Grazie dell'invito. Come state? Bene, Tutto dai, bene. tutto regolare. Dai, Ok, grazie. tutto regolare. Allora, domanda Ragazzi. subito per sciogliere il ghiaccio, per non mettervi in difficoltà. Com'è lavorare ogni giorno a stretto contatto con due fenomeni della comunicazione sportiva isolana come Mauro Garau e Luigi Canu? Cioè, ci tengo a iniziare l'intervista con questa domanda prima di addentrarci, insomma, dentro i temi della pallamano. Voglio una risposta sincera e onesta da parte vostra, insomma. Vai tu. Vabbè. Allora, divertente, nel senso il signor Garau è sicuramente, secondo me, una delle migliori voci di commento che abbiamo in campionato, quindi lui ci tiene molto a questa cosa, quindi mi sento di fargli i complimenti. Poveri gli altri, però vabbè, questo è un altro discorso, quindi no. Vabbè. No, bene, dai, ci troviamo bene quando non ci vediamo ovviamente tutti i giorni, però ogni volta alle partite comunque riusciamo a fare due chiacchiere sempre con tutti e due. Ci troviamo bene, oltretutto Luigi viene anche in nazionale adesso settimana prossima, non so se verrà, però comunque quando abbiamo gli impegni con la nazionale c'è sempre lui a Non fare le foto. non riuscite a staccarvelo, cioè è proprio una liberarlo. roba No, incredibile. sempre accollato. Esatto. È il termine migliore, E invece Nardin cosa ne pensa di Garau e Sono Canu? d'accordo. No, sono d'accordo. No. Credo siano... Dai, io faccio la risposta un po' più diplomatica, nel senso credo siano veramente Ci sta. due grandi professionisti, nel senso sia Mauro è molto molto preparato e non è così frequente, perlomeno nel mondo della pallamano, trovare delle persone, dei professionisti così incentrati proprio sul proprio lavoro e che siano così preparati. E Luigi, vabbè, insomma, penso il Luigi si curriculum un po' di definisce da Luigi. solo, dai. Si Sì, definisce da esatto, solo, parla un po' diciamo da solo, esattamente, dai. Va bene, va bene. A parte questa battutaccia, insomma, salutiamo ovviamente Mauro e Luigi. Mauro credo che ci stia guardando, Luigi non credo, però insomma vedremo. Sicuramente arriveranno i messaggi di insulto a breve sul mio WhatsApp e questo ci sta, è una tassa da pagare. No, ragazzi, allora parliamo un po', entriamo un po' seriamente a parlare della stagione della Raimond. Siete secondi in classifica in campionato, siete usciti dalla Coppa Italia in maniera un po', insomma, un'occasione sprecata, si può dire, visto che siete usciti contro Siracusa, la prima della classe era già uscita, insomma, una situazione un po'... Siccome conosciamo poi anche il direttore Andrea Giordo, non è uno a cui piace perdere in maniera... Ecco, diciamo che salutiamo ovviamente anche il direttore Giordo, però insomma è una stagione che ha ancora tante pagine da scrivere. Come la state vivendo? Ci scrive nel frattempo, Mauro. Grande Mauro, esatto. Puntuale. Allora, ricollegandomi un po', ecco, al discorso della Coppa Italia, c'è stato, penso, molto dispiacere da parte di tutti, nel senso che, come hai detto tu, l'abbiamo vista effettivamente come un'occasione un po' sprecata, nel senso che, insomma, avremmo avuto la possibilità di fare forse un po' di più, meglio. Però chiaramente siamo usciti comunque contro la squadra che poi ha vinto il titolo in una partita che alla fine
è stata molto combattuta ed è stata decisa veramente da pochi episodi alla fine, quindi non è facile analizzare anche partite di questo tipo, no? Perché veramente magari bastano pochi dettagli perché vadano da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi, insomma, c'è stato chiaramente grande dispiacere che forse, ecco, ci siamo portati dietro anche un po', eh, forse un po' più del dovuto, ecco. Ma è una cosa normale, credo, insomma. C'era, come abbiamo detto, molta voglia di fare bene e di cercare, ecco, di raggiungere il risultato più ampio, che era chiaramente la vittoria finale. Però, ovviamente, come hai detto sempre tu, siamo ancora in corsa alla fine per il campionato, siamo al secondo posto, con un buon discreto comunque vantaggio, 8 punti se non sbaglio sulla quinta, che appunto sarebbe diciamo quella che dovrebbe Bolzano. poi. Esatto, Bolzano, che sarebbe poi quella da cui ci dobbiamo tenere distanti per entrare poi all'interno dei playoff. E poi appunto i playoff sono un po' un mini campionato a parte, una cosa un po' a sé, ecco, quindi eh, penso questo sia un po' il quadro, ecco, diciamo, della situazione. Ecco, stiamo vedendo anche la classifica proprio, hai detto bene, 8 punti su Bolzano, siete davanti anche a Siracusa 25, poi a Fasano con 23. Giovanni Pavani invece, vengo da te per commentare anche l'ultima partita. Stiamo vedendo prima le immagini, magari le rimettiamo pure, visto che tanto va. La cosa bella della pallamano è che ci sono le immagini sul sito della federazione. Vittoria di misura che è insomma importante, perché poi vi ha dato la possibilità di in qualche modo vendicare, chiamiamo così, dai, la sconfitta interna contro Cassano Magnago. È sempre importante, secondo me, in qualunque sport, ma soprattutto negli sport di squadra in cui ci sono i punteggi comunque sempre punto a punto, veramente la vittoria, no? Anche solamente di un gol all'ultimo, sono sempre quelle cose che poi ti danno la carica in vista delle partite successive, no? Sì, allora, la partita che abbiamo fatto sabato sicuramente non ci aspettavamo di vincerla di 1. Diciamo che sulla carta era previsibile un risultato magari un po' più tranquillo per la nostra vittoria, però vedendo anche post Coppa Italia ci sono state alcune squadre, parlo anche di Siracusa, che hanno fatto un po' più fatica rispetto alle previsioni che uno avrebbe potuto fare. E va bene, insomma, l'importante era portare a casa 2 punti come in tutto il campionato. Se vinciamo tutte le partite del campionato di 1 così, potrebbe andare benissimo. Il fatto è che, va bene, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel gestirla, non c'è mai sfuggita di mano, come è successo magari in passato con altre squadre che magari sono anche in classifica in una posizione peggiore rispetto a noi, però va bene, abbiamo vinto, dobbiamo seguire un attimo la positività che ci ha contraddistinto fino ad oggi, e va bene, insomma, adesso sabato abbiamo un'altra partita che è contro una squadra molto scomoda, che abbiamo incontrato appunto in Coppa, e nulla, la strada che dobbiamo seguire la conosciamo, quindi non dobbiamo perderci troppo in pensieri sul passato, e insomma va bene così. Allora, a Nardin, diciamo, per ragazzi, avete lo stesso nome, quindi abbiate Sì. pazienza. Quale questo durante Oggi le era nostre il 2G. trasmissioni, che sono molto di chiacchiera, molto, molto easy, però voi mi obbligate a chiamarvi cognome. per cognome, esatto. No, volevo anche sapere un po', vabbè, entrambi siete oramai dei veterani a Sassari, però sulla genesi un po' di questa stagione, no? Perché anche confrontandoci un po' con Mauro, con chi vi segue più da vicino anche all'interno della nostra redazione, siete partiti un po' come un diesel, no? Ci avete messo un po' forse a ingranare, a trovare la giusta formula, ecco, per rendere, forse anche per il discorso della Coppa Europea, insomma, all'inizio, no? Che vi ha, non dico distratto, perché
sarebbe sbagliato utilizzare questo termine, però è chiaro che insomma chi gioca alle coppe sa bene che tendenzialmente poi è anche più difficile riuscire a rendere al massimo in campionato, a meno che non abbia una rosa infinita, ma questi sono altri discorsi. Come mai ci avete messo, secondo te, un po'? Forse anche il discorso della squadra nuova, nuovi compagni, insomma, dacci un po' la tua. Allora, dal mio punto di vista, in realtà, sì, è stata, diciamo, abbiamo avuto un inizio di stagione effettivamente un po' più lento di quello che magari ci si aspettasse, anche e soprattutto legato al fatto che durante il periodo di preparazione comunque avevamo avuto ottimi tornei, ottimi risultati e quello sicuramente anche aveva già fatto pensare, no, alla possibilità, insomma, di iniziare subito forte, di partire forte e di fare subito punti all'inizio. Però appunto si sono incastrati un po' tutta una serie di fattori, no? Da una parte sicuramente squadra nuova, quindi non è facile fin da subito conoscere i propri compagni, anche e soprattutto nei momenti magari di un po' più difficoltà, che è il momento in cui appunto magari è necessario tirare fuori qualcosina in più o appunto cercare di legarsi un po' di più e non è sempre facile appunto riuscire a creare velocemente questa chimica insomma, no, all'interno della squadra. E poi abbiamo avuto molte partite legate anche al fatto della Coppa Europea, veramente c'è stato un periodo in cui giocavamo ogni 3 giorni e comunque per quanto adesso sia arrivato anche qualche altro ragazzo che ha allungato un po' la rosa, prima avevamo una rosa anche proprio abbastanza corta dovuto a un paio di infortuni, che quindi insomma arrivavamo a giocare le partite diciamo abbastanza provati a un certo punto, anche perché chiaramente i viaggi, insomma, sono quelli che sono, e comunque sono particolarmente impegnativi. Abbiamo fatto un paio di viaggi particolarmente pesanti, ricordo quello in Turchia, ma ne abbiamo avuti un paio comunque belli impegnativi, ecco. Quindi in quella prima parte di stagione era veramente questo insieme di cose che magari non ci hanno permesso di esprimerci al meglio, però insomma credo che poi anche l'aver giocato così tante partite ci abbia dato un aiuto, no? Poi alla lunga, ecco, che Sì, è poi quello che si è visto poi nella seconda parte, appunto, cioè nel periodo di novembre-dicembre, che alla fine abbiamo vinto 8 partite di fila, mi sembra. Quindi quello ci ha dato una mano, ecco. sì, no, poi dico anche il fatto che bisogna sempre ricordare, perché spesso questo fatto si dimentica, no? Cioè che in Sardegna ogni partita fuori è una trasferta che magari altri non fanno con con la stessa tipologia, no? Aereo, cioè, ok. Quindi aggiungere anche trasferte europee, considerando che la Sardegna non è proprio dal punto di vista dei Collegata trasporti benissimo. aerei Esatto. collegata come Roma o Milano, ecco, diciamo così, insomma. Esatto. Perché, ripenso spesso anche ovviamente sempre per restare a Sassari, anche alle trasferte europee della Dinamo maschile, femminile, insomma. Poi dici, ma perché non rendono al 100% quando fanno le coppe? Beh, aggiungiamoci anche questo fatto, cioè che è un calendario strafitto, Dei 3 voli. strapieno, esatto, e poi ogni volta devi prendere 3 voli, cioè è una roba che, ripeto, spesso secondo me si sottovaluta anche questo aspetto. Nel frattempo, per ovviamente alternare domande serie e facezie, mi segnala l'ottimo Garau di dire a Giovanni Pavani di chiederti scusa intanto per la colazione, perché ha detto sei molto bianco perché non hai ancora fatto colazione, perché a quanto pare Quindi un po' il buon affamato. Pavani è abituato a fare colazione più o meno intorno a quest'ora, dai, diciamo un Sì, risveglio dopo lento, perché un risveglio facciamo calmo, dai. finiamo palestra pesi la mattina, quindi poi ci sono 2 bar dove puoi scegliere addirittura, quindi decidiamo uno dei 2 e quindi di solito più o meno verso tra un quarto d'ora e 20 minuti io ho il caffè macchiato e qualcosa da mangiare. Ecco, giusto, giusto. E anche tu non fai colazione prima di fare attività, cioè sei di quel partito, diciamo così. No, sono doppia. gli altri. Ah, doppia! Ah, Doppia, ecco. sì. Garau, non Prima mi e ha dopo, fatto... certo. Garau segnata, non mi hai detto della doppia colazione, perché se mi hai detto della doppia colazione sei andata ancora più pesante con la battuta, e invece no, va bene. No, poi c'è
anche una foto meravigliosa. Mm. Aspetta, che ci ha mandato sempre lo stesso Garau, che voglio proporvi. Lo sa già qual è, Giovanni. Giovanni No, sa sono già di curioso. a cosa mi sto riferendo. Ecco qua, questo è in occasione della vittoria della ha detto non so, se il prossimo trofeo puoi evitare, ecco, di festeggiare in No, ma questo modo purtroppo non così. abbiamo vinto la Coppa Italia, se no la mettevo speculare dall'altra parte. E qua stava Esatto. non faceva doppia colazione, Qua si teneva. stavo meglio forse, non lo so. Vabbè, scrivetecelo un po' nei più magro. commenti. Scrivetecelo nei commenti. Invece, no, ho visto la foto di Giovanni Nardini che era un po' più sobria. Aspetta, vediamo Più se la sobria, sì. recupero. Con la coppa. Era un semplice bacino, insomma, tutto sommato una cosa abbastanza easy, dai. Aspettate. Ma ci vediamo. rispecchia anche, ci rispecchia questa Sì. condizione, sì. Uno più equilibrato, uno più Tanto pazzo. Vabbè, diciamo ma era il mio così, primo dai. trofeo, normale. Ci sta. Eccola qua, vediamo, condividi questa scheda, eccola qua. Questo invece Giovanni Nardi, molto più tranquillo, insomma, però ci piace, dai, anche questa diversità di Sì, sì, no, carattere, giustissimo, insomma, giustissimo. no? Poi voi vivete insieme, quindi immagino che Sì. insomma, anche questa differenza di carattere, come nella gestione della casa, che uno è ordinato, dai. l'altro è incasinato, no? Com'è? No, dai, siamo entrambi abbastanza ordinati, dai. Ormai questo è il terzo anno che siamo insieme. Ah, ok. Gli altri 2 anni c'era sempre una terza persona, molto più vestita. Vabbè, per fortuna, qua dipende, caro Mauro, dipende anche da chi, cosa Lui non decidono. apprezza, si vede, vabbè. Esatto, dipende da chi guarda, non è che si può dare qua subito un giudizio sommario. Magari Mauro non ha apprezzato, Sicuramente- ma c'è sicuramente chi ha apprezzato. Bravissimo, Ecco, bravissimo. Questo è il discorso, assolutamente. Eh. No, torniamo seri invece, ragazzi, un attimo, Vabbè. perché insomma, abbiamo parlato un po' della stagione, poi prima di chiedervi chiaramente anche che partita sarà la prossima, chiuderemo con quella domanda. Siete appunto da tanti anni a Sassari, ricordatemi da quanto tempo, perché poi ogni volta è un po' complicato ricostruire. Il mio questo è il 7° anno. E il mio è il terzo. Ok, quindi insomma siete comunque sardi d'adozione in qualche modo, oramai già da ci sta tempo. bene. Nardin sicuro, perché insomma 7 anni. Quanti anni hai, Sono Giovanni? parecchi, sì, sono parecchi. Quanti anni hai? Io ne faccio 26, ancora Quindi 25, però sei arrivato che avevi da 19 parecchio. anni, quindi Eh, insomma esatto. sei Sì. arrivato Più che quasi maggiorenne. bambino, e non a caso, Esatto. sempre sulle battute di Garau, sta diventando uomo, perché dice Dimmi che qua. la barba ancora praticamente non ti è cresciuta, Non ma esiste, quello no, è, non esiste. quello è il capello biondo. Lascia perdere, anche lì Garau è invidioso, questo te lo posso dire con certezza, conoscendo il personaggio. No, scherzi a parte, com'è la vostra routine a Sassari? Perché al di là di quelle che sono gli impegni che abbiamo detto, no, coppe europee, trasferte, sono diverse. però, ecco, Sono diteci un diverse. po', diverse, diteci un po'. effettivamente. Prima l'uno, poi l'altro. Allora, io studio. Vabbè, anche lui, Anch'io studio. Vabbè, anche lui, però Anche io lui studio di più. No, lui di più, dai. Io studio un po' di Io più. studio di più. E quindi Cosa sì, studi? diciamo, Cosa studiate? medicina. Anzi? Ah, Io studio medicina. No. E quindi diciamo che la mia vita è abbastanza a metà, no, tra queste due cose, insomma, tra lo studio, l'allenamento, quindi passo molto tempo in camera a studiare sicuramente, quindi la mattina appunto magari tipicamente loro vanno alle 9:30, fanno palestra la mattina, mentre io cerco di andare magari un po' prima perché altrimenti mi perderei magari tutta certo, la per mattinata. ottimizzare. Esattamente, e quindi niente, poi la mattina tipicamente studio, il pomeriggio sono a lezione e poi appena finisco lezione vado ad allenamento. Questo diciamo è un po' Qual è la la tua routine. branca di specializzazione ipotizzata? Allora, non sono ancora molto sicuro, però diciamo Mm. mi è piaciuto molto l'ambito chirurgico e ho fatto un tirocinio in chirurgia vascolare che mi è piaciuto molto, quindi vediamo, dai, manca ancora un pochino, quindi tempo c'è per decidere, dai.
Mi Assolutamente. laureo prima io, mi sa. Esatto. Vai, Pavani, dici la tua. No, allora io faccio l'università online, in realtà che ho pensato fosse più semplice anche a livello organizzativo per seguire qualcosa, per studiare quando ho tempo, quindi senza essere legato a delle lezioni con magari obbligo di frequenza o comunque dovermi spostare e andare in un luogo fisico per fare lezione, quindi si chiama Mercatorum, l'università online, faccio lingue e mercati, che Mhm. sono abbastanza agevolato in questo caso perché sto facendo francese e spagnolo e ho vissuto 2 anni in Francia perché ho giocato lì 2 anni, quindi la branca francese e anche la branca spagnolo diciamo che sono abbastanza ferrate, quindi non c'è tutto questo sforzo da parte mia nel dover dare gli esami, non sono occupato come lui, insomma, per lo studio durante la giornata. Quindi faccio allenamento con la squadra sia la mattina che la sera, poi ho un po' più di tempo libero, quindi magari faccio qualche giro, insomma, anche con gli altri ragazzi. Me la vivo un po' più serenamente no, è vero, dal punto di No, vista no, di... rido non per te, per il commento Il commento. di quella Ah, bestia di esatto. Mano Cao. Vabbè, si può Semplicemente. leggere anche così, insomma, dai. Come preferite. Basta, è l'ultimo. Vuole che chiudiamo qua, ma non gli daremo questa Che soddisfazione, ve lo meraviglia. dico. Ancora per qualche minuto vi rapiamo, perché oltre al fatto che è molto interessante anche questo scambio, perché c'è una domanda, Luca, te la faccio, che poi è interessante, Che fate? proprio in realtà anticipa quella che voleva essere la mia domanda, ovvero qual è lo stato del movimento di pallamano italiano, perché lui che vive in Germania dice mi ha sorpreso vedere quanto è amata e seguita. Effettivamente, anche parlando con Luigi Canu, no? Appunto tu l'avete detto prima, no? Segue la nazionale, ha seguito di recente gli europei, se non ricordo male, Sì, in Danimarca, europei. non gli europei, no? In Svezia, in Svezia. In Svezia, e in Danimarca erano I mondiali no? l'anno prima. I mondiali, ok. Ha fatto tutte e due, quindi io ogni tanto, Eh. non avendo l'agenda di Luigi, insomma, ogni tanto posso fare confusione. Però dico, effettivamente l'impressione anche che abbiamo avuto dal suo racconto, ma anche vedendo un po' insomma, tutte le varie, lo spazio che c'è per la pallamano appunto anche sui media sportivi internazionali, è chiaro che probabilmente in Italia non è seguita, o meglio, non è neanche tanto che non sia seguita, non è, passatemi il termine, sponsorizzata Esatto. a livello mediatico come in altri paesi. Come la vivete voi? Ma secondo me ci sono due modi differenti di viverla, nel senso la viviamo quotidianamente qui a Sassari e nel campionato e poi c'è un altro modo che è completamente differente quando sei con la nazionale. Fondamentalmente perché con la nazionale tanti ragazzi giocano all'estero nelle squadre migliori, in Bundesliga o in Spagna o in Francia, che sono luoghi dove effettivamente è sentita di più. Vedi un po' la differenza dal punto di vista anche organizzativo del pubblico, di tutte le sponsorizzazioni che magari ci sono dietro quando poi vai nelle competizioni più importanti che sono europea e mondiale, dove ti interfacci veramente con una passione non solo dalla Germania in questo caso, ma insomma da tante città, da tanti paesi europei, che sicuramente è maggiore rispetto all'Italia. Questo non toglie il fatto che come nazione ci stiamo sviluppando in questi ultimi 2 o 3 anni non abbastanza velocemente, ma comunque ci stiamo muovendo in una direzione che secondo me è giusta e i risultati comunque hanno portato delle buone soddisfazioni per noi, quale soprattutto la qualificazione prima al mondiale che era più inaspettata e poi quella all'europeo di quest'anno. Esatto, qui ci sono i due boss. E, insomma, penso sia la strada giusta, quindi con alcuni giocatori, soprattutto secondo me della nostra generazione, quindi dei 2000-2001, che avevamo già fatto bene a livello giovanile, crescendo alcuni di questi, tipo questo qua che è in foto, sono cresciuti molto come ci si aspettava e quindi stanno trascinando un po' anche, soprattutto a livello di campo, ovviamente la nazionale e questo porta a risultati che sono buoni rispetto agli anni scorsi dove si faceva un po' di fatica anche semplicemente a vincere una partita. Quindi ora siamo sicuramente più competitivi. E secondo voi c'è anche la possibilità che, come sempre,
perché funziona così, lo sappiamo, nello sport non solo italiano ma internazionale, ma soprattutto in Italia, mi viene da dire che i risultati positivi, no, facciano in qualche modo da traino poi anche a quella che è la passione e la percezione di questo sport nel pubblico. Cioè, vi faccio l'esempio banalissimo delle Olimpiadi invernali. L'Italia non aveva mai sentito parlare di curling prima negli ultimi 8 anni, le ultime 2 Olimpiadi. Adesso tutti appassionati di curling o quant'altro. Ieri il baseball, anche se poi vabbè, sul baseball sono tutti americani, italo-americani, però comunque a livello sportivo è storica la vittoria dell'Italia sulla nazionale statunitense. L'altra settimana, l'altro weekend, l'Italia di rugby ha battuto per la prima volta l'Inghilterra, e quindi insomma, secondo voi anche per la pallamano potrebbe esserci questo tipo di seguito? Nardin, dai, da medico, rispondici tu. È difficile secondo me, nel senso che sono quelle che hai portato tu, sono tutti esempi veramente importanti sicuramente, però che sono stati fatti in palcoscenici forse anche più importanti di quelli che siamo abituati a vedere magari nella pallamano, nel senso, ok, l'Italia si è qualificata agli europei, l'Italia si è qualificata ai mondiali, ma per riuscire ad avere effettivamente una presa, no? Un piglio magari sul largo pubblico, o comunque su tante persone, chiaramente bisognerebbe fare un risultato veramente molto importante, veramente molto grande e ampio, diciamo, no? Che sarebbe appunto arrivare magari alle Olimpiadi, oppure cioè sto parlando veramente di risultati forse anche che ad oggi secondo me non sono alla nostra portata alla fine. Secondo Magari me per ora, poi non si sa, tra un paio si spera, d'anni, io spero visto anche che come è sia migliorato negli ultimi anni, si spera esattamente sempre in un miglioramento. la speranza è proprio quella, nel senso che si sia in grado di rimanere, no, su questa, in primis di consolidare un po' il livello che si è raggiunto in questi anni, e poi magari nei prossimi 5-10 anni di evolverci ulteriormente. Quella sarebbe, diciamo, l'idea su cui si dovrebbe puntare, ecco, su cui bisognerebbe puntare maggiormente, perché ecco, secondo me dal mio punto di vista siamo ancora un po' lontani dal far conoscere veramente la pallamano un po' a tutti in maniera così diffusa, e che entri realmente magari nelle case anche proprio in generale, no? Dell'italiano medio che guarda magari lo sport, ecco. Ci sta, ci sta. Io vi faccio una domanda, perché vi allenate, quindi praticamente in 2 momenti diversi, di mattina fate palestra e di sera il campo. Esatto. Sì. Quindi, e nel momento in cui giocate fuori, cioè in Europa per dire, a quel punto No, si l'allenamento allenano, viene mi pare meno. evidentemente. Esatto, Sono già belli però dico, fisicati, non hanno bisogno di allenarsi, scusami. cioè, quanto Cioè, cambia? Ecco, io praticamente adesso è il discorso dell'allenamento. Cioè, nel momento in cui non riuscite ad allenarvi e giocate di più, ovviamente, perché c'è anche un problema nel calcio. Tutti si lamentano, giochiamo tanto, non riusciamo ad allenarci, infortuni. Ecco, capitolo infortuni, com'è la situazione a livello quando vi allenate meno? Cioè, giocando di più, c'è più rischio di infortunio? Ci sto riflettendo perché stavo pensando bene o male alla condizione di quest'anno. Ci sono stati un infortunio grave, ma in preparazione, ma è stato legato a un episodio, è stato un crociato, ma quello succede anche, potrebbe succedere in qualsiasi momento, quindi non è... Sì. C'è stato qualche piccolo infortunio del nostro centrale svedese, qua penso a un tendine dell'avambraccio era, e potrebbe essere quello, ma secondo me in realtà quando c'è stato il periodo quel mese e mezzo, quei 2 mesi che abbiamo fatto le partite europee, dal punto di vista di allenamento effettivamente ne abbiamo fatti sicuramente meno, perché con la partita non meno in realtà, ma magari con meno intensità. Forse in palestra un po' In meno. palestra sicuramente la parte di pesi l'abbiamo non accantonata, ma comunque ridotta, perché si cerca di dare spazio a quello che devi aggiustare a livello di campo, quindi magari facevi, ti
concentravi di più sulla tattica, su quello che, guardando anche le sedute video che facciamo prima dell'allenamento, guardando cosa potrebbe andare meglio, cosa sarebbe potuto andare meglio, quindi ti concentri un po' più su quello, senza grandi corse o ritmi folli, semplicemente magari anche il giorno prima della partita, così devi cercare di capire quali sono i problemi e cercare di sistemarli, soprattutto quando giochi ogni 3 giorni, che hai molto meno tempo rispetto ai 5 giorni di allenamento che abbiamo in settimana. Perfetto. Sei soddisfatto di Leonardo? Sì, Ti assolutamente. piace Perché questa c'è un risposta? discorso sugli infortuni che a Cagliari Calcio, insomma, Mm. c'è un po' tutto il discorso della Serie A, ci sono tante correnti di pensiero e gli allenatori di base si lamentano. Giochiamo troppo, quindi ci sono più infortuni, però poi nel Mm. momento in cui non ti qualifichi in Europa, però non ci siamo qualificati in Europa, quindi insomma, Certo. c'è da una parte e dall'altra, Tino, e volevo capire in altri sport com'era un Sì, po' però la Nardin ha detto situazione. che studia chirurgia vascolare, Esatto. non ortopedia, non ricostruzione legamenti, quindi evidentemente non è una cosa che lo Non ha ancora interessa, ha quindi... detto che non ha ancora deciso, quindi non si sa mai. Ma non mi è sembrato molto sul pezzo sulla tua domanda, non lo hai, non lo hai convinto. Non l'ho acceso. Ecco. Esatto, no, torniamo un po' prima di lasciarvi perché siamo già lunghissimi. Un paio di domandine secche, nel senso che Giovanni, io vedo dal sito della federazione 112 gol in campionato, Giovanni Nardin ovviamente. Sì. Beh. 112 gol. Io ne uno. Vabbè, comunque è sempre più di Luca Di Leonardo, ricordiamo, anche Certo. di me, perché io non ne ho Esatto. gol sicuramente. 0 gol. Abbiamo un obiettivo, Nardin? Di gol Dei numeri? stagionali? Sì. No, O no, anche nel tu adesso senso... mi rispondi, no, l'obiettivo è più importante la squadra. No, Forti allora... siete persone per bene, non come il 90% degli sportivi che usa soltanto frasi fatte, quindi insomma, dateci una risposta a No, toga, dai. guarda, sinceramente non mi sono mai posto l'obiettivo di gol da raggiungere, quest'anno magari ho fatto più gol rispetto agli anni scorsi anche perché tiro i rigori, quindi sicuramente quello mi ha aiutato. Non c'è un vero e proprio obiettivo di gol, io so di essere alla fine all'interno della squadra un finalizzatore, quindi banalmente più gol faccio e chiaramente più do possibilità alla squadra di vincere, quindi io non ho tante possibilità, no, di passaggio, di assist, diciamo, no? Quindi l'obiettivo è segnare il più gol possibili e non ho un vero e proprio obiettivo di gol, non saprei nemmeno a quanto potrei arrivare, mancano ancora 7 partite, Più, quindi vabbè dai, tanto... almeno penso, 9 partite. penso dai, 130 penso siano raggiungibili, dai. Va 150. bene. Vedremo. 140 allora va bene, dai, a metà strada comunque va bene che 140. No, allora invece giochino, definite con una parola 2 persone, ok? Primo è il coach Durkovic e l'altro è il direttore Giordo. Allora, io ti definisco il coach Durkovic, ti metto... Mettiamo... Le domande scomode poi arrivano sempre alla autorevole. fine. Autorevole, bene. Autorevole. Vai. Nardin? Vabbè, penso per Andrea ambizioso possa Sì. andare bene, no? Ambizioso. Ambizioso. No, però dovete dire entrambi le Dai, due e per, definizioni. vabbè, io allora ho preso Andrea ambizioso Vai. e per Ratko Io Andrea metto anche scaramantico. Ci sta, fa parte del suo ruolo, ci mancherebbe. e per Ratko penso sia deciso, una persona decisa, ecco. Molto bene, ci piacciono queste definizioni, bravi. L'ultimissima, e poi vi salutiamo, prossimo impegno contro Cingoli. Avete un conto in sospeso con Cingoli, no? Tra campionato e coppa. Che partita vi aspettate? Dura, molto molto dura, nel senso abbiamo battuti da poco in coppa, penso abbiamo giocato anche una buona partita, Sì. tutto sommato, quindi però è proprio quello forse il problema, nel senso che avendo giocato poi da pochissimo, forse 2 settimane fa,
appunto magari si è a rischio di avere ancora in mente quella partita lì che è stata tutto sommato anche, non dico facile, però comunque abbiamo gestito abbastanza bene, siamo sempre stati in vantaggio tolti i primi 15 minuti forse, e alla fine sempre con un buon margine anche di 6-7 gol, quindi però appunto bisogna cancellare ecco, dalla nostra mente quella partita lì e ricordare magari invece quella che era stata la partita in andata che avevamo perso di uno in casa loro, che era stata una partita molto, molto, molto complessa, ecco. Quindi sono una squadra molto pericolosa che veramente può metterti in grande difficoltà se gli dai modo, no, di prendere coraggio. Molto bene. Vi fanno una domanda: se seguite sì. il calcio e nel caso che squadra tifate? Chiede Marco. Allora, lui secondo me Attenzione, lui più di me. Facciamo il fantacalcio tutti e due. Quello sì. Attenzione, e questa è una malattia, lo sappiamo. Grazie. Nardin è medico, quindi nel caso ci potrà prescrivere, vi potrà Ma il più prescrivere malato anche sono il... io del fantacalcio. Sì, lo so, e funziona sempre così, guarda, funziona sempre così. Io non guardo tante partite, guardo magari qualche video che mi esce, qualche highlights così. Simpatizzo per l'Inter, si può dire, va bene? Sì, Vabbè, può cioè, dire. puoi dire quello che vuoi. È il tuo sentivo che pensiero, dicevo, quindi. No. simpatizzo per l'Inter, però insomma, ecco, non sono un fan, ecco, No, guardo un po'. io invece seguo parecchio, un po' in generale, un po' tutti gli sport, il calcio italiano parecchio, e sono un grande tifoso del Venezia, essendo, Eccolo! Visto? della provincia di Venezia comunque, E seguo quindi molto il promozione in Venezia. Serie A? Non Adesso- banale. Guarda, la seconda Vedi? volta. Vedi? Questa è la seconda volta che le mani vengono nascoste Vedi? nelle due Vedi? domande di Luca Di Leonardo, Esatto. specifico tra l'altro, perché io sono molto attento a queste cose, invece lui prima gli infortuni, poi la Serie A del Venezia. Insomma, Luca, qua ci denunciano, cioè, sappi, non ti Dai, manderanno vi più gli posso dare ospiti. due consigli al fantacalcio per farmi Ecco. perdonare, dai. Vai, Dal punto di vista. vai, Attenzione. dai, bonus. Ditemi chi avete in attacco e vi No, dico chi vabbè, schierare. la mia Dagli squadra due consigli è- random, scusa, non è che dobbiamo fare No, l'analisi. è che gli do consigli. Vabbè, la mia squadra è lo giocatori che sbando non più hanno. totale. Io- Dopo Orsolini non so più cosa fare. Benvenuto nel club, benvenuto nel club. Allora, Io mi sto siamo- affidando a Lo so. Duvica, Spinamonti e Ken. Speriamo che Vabbè, rientri. almeno, Ken. almeno uno, Lunedì. almeno uno l'hai preso, dai, tutto sommato. Duvica. Non Duvica, almeno Sono Duvica. terzo, Sono terzo. Bravo. Ok. Va bene. Beato te, mi viene anche Grande. da dire. Noi invece siamo Vabbè. in situazioni, mi sa, molto Critiche. solidali, in questo caso con Orsolini. Ardini. Va bene, ragazzi, grazie. Intanto ovviamente per essere Grazie stati davvero. con noi così a lungo, Grazie a per voi. averci regalato questa meravigliosa e piacevole chiacchierata. Ringraziamo ovviamente la Raimond Sassari, quindi il direttore sportivo Andrea Giorgi, Mauro Garau. Cosa dire di Mauro Garau? Qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo già detto oggi. Seguite, mi raccomando, tutti il cammino della Raimond, perché insomma è una delle poche squadre sarde, non me ne vogliono le altre, però insomma che vince e che insomma ogni tanto ci fa anche piacere raccontare non solo disgrazie sportive, ovviamente ci mancherebbe, ma ci fa piacere invece raccontare anche lo sport che funziona anche dal punto di vista dei risultati e che cresce, quindi insomma ci fa sempre piacere seguirvi, ragazzi. Quindi grazie davvero per essere stati con noi. Grazie a voi. Alla Grazie. prossima e buon lavoro. Alla prossima. Grazie Buona mille. giornata. Ciao. Ciao, ragazzi. Grazie, ciao. Ciao. Eccoci qua. Ma andiamo Yes, subito. Che in attesa lo facciamo entrare subito. ma sta facendo mille cose Giuseppe Eccolo. Boi, figurati se sta aspettando noi, cioè starà facendo nel frattempo 750 cose, Multitasking. e lui è un uomo super impegnato, quindi nel frattempo, cioè lui si collega prima, dice fammi collegare nel dubbio così Intanto mi sento, porta avanti. nel frattempo faccio mille cose. Giuseppe, non è così, scusami. Sì, no, stavo Vedi. organizzando la conferenza stampa di Caserta ad Empoli, che è la presentazione del nuovo allenatore. Sto cercando di capire vedi. come affrontare il Pontenera oggi, che è una situazione drammatica. Il Pisa, vabbè, adesso ne parliamo un po' dopo, cioè si facevano tante cose. Finita la riunione con i Esatto. colleghi, si iniziavano a impostare tante cose. Tutto Molto bene? Tutto bene, Assolutamente. tutto bene. Abbiamo alleggerito un po' la mattinata Bellissimo. parlando di pallamano, appunto, con dei ragazzi spettacolari, ma insomma non avevamo dubbi perché
sappiamo bene che in casa Raimond, insomma, la qualità è sempre molto alta, però dobbiamo parlare del dente che duole, Giuse, cioè, È arrivato stavolta l'accredito? non è... l'accredito è arrivato, Ah, beh, questo quindi sì. L'accredito è la testa del arrivato. giornalista basta. Ci hanno già detto che probabilmente non ci sarà non è garantito il tavolino, vedremo se nel caso ci mettono negli spogliatoi, vabbè, vedremo un po'. Anche non voglio farmi strane idee, vedremo tutto. No, perché ovviamente noi avevamo pensato di invitare per parlare di Pisa, di pallone, della partita, e ovviamente ci sarà spazio anche per quello, però no, la cronaca ancora una volta supera poi quella che è il discorso meramente sportivo, meramente di campo, perché c'è da parlare di questo maledetto, perché di solito si dice di questo benedetto, ma in questo caso è questo maledetto divieto di trasferta per i residenti in Sardegna a Pisa. Tu che hai vissuto ora metto subito minuto la situazione, raccontaci un po' tutta l'evoluzione di questo pasticciaccio alla toscana, possiamo dire così? Sì, assolutamente. Cioè, alla pisana anche, dai. Sì, in generale alla toscana, perché si sta ripetendo in termini un po' diversi, però quello che era successo l'anno scorso ad Empoli, di fatto. Questa foto dà l'idea di quello che sono uno dei problemi, ahimè, della partita, è che è finito nella determina che ha stabilito il divieto di vendita ai residenti in Sardegna. Mi permetto di fare però prima una piccola togliere due elementi dal tavolo, perché anche vedendo i miei social e tutto il resto, allora, eliminiamo il vittimismo sardo, tipicamente sardo. Non è un provvedimento ad hoc. In questa stagione purtroppo ne stiamo vedendo veramente di tutti i colori. In questo momento sono circa una decina le tifoserie che non possono andare in trasferta fra Serie C, Serie B, Serie A. Ieri è arrivato, se non mi sbaglio, il Pescara, che squadra a me molto cara, anche loro hanno chiuso. È tutta una stagione di divieti, tessere, residenze. Io ho visto l'assurdità meno di un mese e mezzo fa, in occasione del derby fra Carrarese ed Empoli. Ho visto il divieto di accesso allo stadio per tutti i tifosi residenti in provincia di Firenze, perché Empoli Firenze. Cioè, vi dico questo caso che è il più particolare, però ne stiamo vedendo in Toscana, in Puglia, in Sicilia, è un continuo di questa cosa. E qui poco c'entrano, dico la verità, alla fine i prefetti. Perché? Perché i prefetti alla fine applicano la legge. C'è un problema di normative, e se qualcuno deve chiedere il perché, non chiedeteli neanche a noi, chiedeteli ai ministri dell'interno, chiedeteli in particolare al nostro corregionale Beppe Pisanu, che ha iniziato con il famoso decreto Pisanu questa gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, in particolare poi, restando agli ultimi tre, al ministro Salvini, che li ha ulteriormente ristrette, al ministro Lamorgese, che per carità aveva la scusante del Covid ma non ha mosso un dito, e l'ultimo ministro. Cioè, i prefetti applicano le norme che poi possono sembrare più o meno giuste, più o meno astruse. Il problema di fatto è che si incontrano due tifoserie che vengono considerate a rischio medio-alto. Perché il Cagliari è considerato manifestazione di rischio medio-alto? Fondamentalmente per due motivi. Il primo, che è una di quelle tifoserie che si sposta in massa, è una di quelle tifoserie che sposta più persone, e quindi questo comporta dei problemi sull'ordine pubblico, o dei naturali problemi sull'ordine pubblico. E poi c'è il problema che una parte della nostra tifoseria, come ben sappiamo, non fa la tessera di tifoso, e questo fa scattare in automatico l'indice di pericolosità delle tifoserie. È la stessa situazione che c'è a Pisa. Cioè, anche a Pisa c'è una parte del tifo che non fa la tessera del tifoso, e un'altra di quelle città che si muovono, in cui ci si sposta tantissimi. Per Milano, per la partita con l'Inter, finita ahimè per i tifosi del Pisa 6-2, però si spostarono in 5.000. C'era tutto un pezzo di San Siro colorato di nerazzurro pisano. Quindi questi due elementi che si incontrano, il famoso rinvio al Casmus, e quando si arriva al Casmus ci sono sempre delle sorprese. Su cosa si basa il divieto di trasferta?
Di fatto la determina, la pietra su cui si basa tutta la determina, che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna, è collegata a quanto accaduto il 10 aprile del 2023. Serie B si giocava a Pisa-Cagliari, ci furono dei tafferugli, neanche, perché fu più che altro un lancio di pietre fra tifosi del Cagliari, fra Ultras del Cagliari e Ultras del Pisa. Si parla di 80 Ultras del Cagliari da una parte, 250 Ultras del Pisa dall'altra, fermati dalla polizia. Questo viene accusata, la tifoseria, la parte cagliaritana viene accusata di aver tentato di eludere i controlli di polizia muovendosi con mezzi propri e andando a parcheggiare in una zona vicina allo stadio, e quindi in questa maniera generando, secondo loro, la reazione dei tifosi pisani, che avrebbero cercato di andare contro e cercare una vendetta. E questo è l'elemento base su cui si fonda la determina. Da lì tutta una serie di cose che sono molto interessanti. Perché? Perché la determina si sottolinea come Pisa, e più in generale la Toscana, perché questo è un elemento presente anche l'anno scorso ad Empoli, sia facilmente raggiungibile dalla Sardegna, tramite aereo, tramite nave, tramite i porti vicini, quindi in particolare Genova, ma anche Civitavecchia. E questo renderebbe probabile una notevole invasione, una specie di invasione sarda a Pisa, che naturalmente crea dei problemi di ordine pubblico. C'è poi torniamo sul discorso perché può creare problemi di ordine pubblico, che poi è collegata a questa foto. C'è poi l'elemento della tifoseria del Pisa, che come abbiamo detto è già stata identificata come vendicativa, e questo io non ho elementi per dire se sia vero o non sia vero, però così viene ahimè sottolineata, e quindi questo fa aumentare il rischio che ci possano essere dei rendezvous o comunque degli agguati, comunque delle situazioni che secondo le polizie potrebbero, secondo le forze dell'ordine potrebbero avvenire e rendere quindi difficile e turbare l'ordine pubblico. C'è poi un discorso di territorialità. Che cosa si intende per territorialità? Sicuramente il fatto che, ma questo succede un po' dovunque, le tifoserie locali è un gergo mafioso, però controllano il territorio, sanno dove si va, e quindi questo. E poi c'è, ahimè, la conformazione e la posizione dello stadio Romeo Anconetani. L'abbiamo visto prima, lo stadio Romeo Anconetani è l'unico stadio in Italia che è in centro storico, e non è in centro storico per caso, in un centro storico qualsiasi, è a 200 metri in linea d'aria da uno dei 5 monumenti più visitati in Italia. Questo ha creato problemi di ordine pubblico tutto l'anno. Perché? Perché i tifosi della Lazio, quando sono venuti qui, hanno fatto la loro manifestazione, che poi non era sportiva ma era politica, sotto la torre di Pisa per inneggiare al Duce e prendersi la ribalta dei social, perché l'hanno fatto sotto la torre. Cosa hanno fatto? Sono entrati a Pisa tramite la zona medievale, che poi è molto simile alla zona medievale di Cagliari, sono arrivati lì e hanno fatto la loro bella manifestazione. È successo anche peggio, perché poi quando ad ottobre ci furono dei veri e propri scontri tra tifosi del Verona e tifosi del Pisa. Tutto questo rende complessa la gestione. Si innesta su questo lo aggiungo io, non è una determina, un braccio di ferro che c'è in corso fra le forze dell'ordine e il comune di Pisa e il Pisa Calcio sul fatto se continuare o meno a utilizzare lo stadio Romeo Anconetani, che Pisa e il Pisa Calcio e il comune di Pisa vorrebbero addirittura ristrutturare, ma che le forze dell'ordine dicono: in quella zona, in quella maniera, messo così, te ne renderai conto, Francesco, domenica quando arrivi, è impensabile, perché è veramente impossibile gestire l'ordine pubblico. Di questa cosa la pagano, ahimè, tutti i tifosi del Cagliari,
che, come ho scritto ieri, benché fossero pronti a venire armati più che altro di maialetti, si trovano come fu a Empoli, ti ricordi ad Sì, Empoli? sì, C'era certo che Identico. sì. una festa meravigliosa fuori con una picchettata clamorosa, mio fratello che si era anche mezzo sdoggiato. Questa è cronaca, questa è cronaca. cronaca. Dati in Questa è cronaca. cronaca. La vera notizia è questa. Sì, no, perché regge parecchio, quindi fu... Ma il giorno ce n'era abbastanza di, Sì, assolutamente. Cioè, quella che di doveva libagioni essere- c'erano abbastanza, ecco. quella che poteva essere al massimo una festa di questo tipo viene vietata a priori perché c'è stato quel precedente su cui poi possiamo stare a discutere quanto volete, e che è poi l'elemento più problematico secondo me nell'affrontare questa determina. C'è le peculiarità della tifoseria locale, c'è il rischio che arrivassero tanti pullman. Del resto sappiamo che c'erano i Cagliari Club, i fan club che stanno organizzando diversi pullman per venire a Pisa. In questo contesto di stadio in centro storico, in zone altamente turistiche, hanno preso e hanno chiuso tutto. Ahimè. Ai noi. Secondo te A ci me- sarà spazio per un cambio di decisione come è successo a Empoli? Dipenderà cioè, se si segue lo stesso iter di Empoli, ci sarà il ricorso al TAR Toscana che si dovrebbe, se lo presentano, mettiamo oggi, adesso non ho elementi da questo punto di vista, se lo presentano oggi si esprimerà domani sera, al D'urgenza. massimo d'urgenza domani sera, quindi sabato mattina ci sarà la determina. Rispetto all'altra determina, la determina che bloccò Empoli, c'è il problema del fatto Il oggettivo. precedente. Sì, mentre su Firenze, su Empoli si parlava della rivalità storica con la tifoseria della Fiorentina, con le modalità in quel caso tipiche della tifoseria fiorentina di cercare contatti al di là del perimetro, diciamo, del Franchi. È successo anche da poco, avete visto la cronaca, quando ci sono stati gli scontri in autostrada, tutto Sì, quanto. insomma. Sì, però non c'era stato un elemento. Si narra, si dice che ci fosse stato un incontro alla Strassigna, se siano dati, questo non lo so, ma qui stiamo parlando di fantasie, di detti e non di leggende. Però detto questo, qui questa volta purtroppo c'è un fatto concreto, e questo, rispolvero la mia laurea in giurisprudenza, che è finita in un cassetto, e probabilmente è finita in un cassetto molto giusto, perché mi sbaglierò dicendo questo, la vedo molto più complessa rispetto alla questione di Empoli. Però Sì, aspettiamo. Se io posso dire due cose al volo, giusto per questo. No. Quello che Quindi non riesco- dicevamo, Giuseppe. Quello che io non riesco a capire è perché all'andata si sia permesso ai tifosi del Pisa di arrivare, e la seconda si è fatta la tessera del tifoso per una determinata motivazione che viene meno, perché nel momento in cui ti fai la tessera del tifoso tu sei comunque schedato, sanno benissimo chi sei, e nel momento in cui io presento una tessera devo poter andare in trasferta, perché la tessera era stata fatta proprio per questo motivo: identifichiamo i tifosi così possono andare in trasferta. Questo evidentemente non c'è, e soprattutto non è la prima volta che viene permesso alle tifoserie di venire a Cagliari, e al contrario, tolto il discorso della tessera, perché la scelta che ha fatto una parte della tifoseria è a sé. Io parlo di chi comunque ha già fatto i biglietti, ma qui abbiamo esempio Manu, che lui ha già fatto i biglietti, ha già fatto tutto, ma non è l'unico. E poi esce questa cosa, cioè la problematica viene quando i cagliaritani vanno a Pisa e non quando i pisani vanno a Cagliari. È questo che non riesco a allora, capire. Ricolleghiamo il discorso dei Pisani a Pisa, del Pisani a Cagliari, che erano, se non mi sbaglio, una trentina, 30-35, adesso non mi ricordo il numero. Fu una trasferta che venne autorizzata il sabato mattina per la domenica. Il Pisa in quel periodo, tra l'altro, la tifoseria del Pisa non poteva andare in trasferta, era stata bloccata per gli scontri con i tifosi del Verona, di cui abbiamo parlato prima, Sì. proprio nella via a fianco alla torre di Pisa. Fu autorizzato all'ultimo momento e si partì. In questo caso l'elemento fondamentale è la conformazione dello stadio.
veramente ha un ruolo importante. Cioè Cagliari sarà anche uno stadio provvisorio fatto con i tubi innocenti e compagnia cantante, ma insiste in una zona in cui dagli anni 90 ci sono vie di fuga, ci sono strade larghe, ci sono tutte queste cose. È molto più facile la gestione dell'ordine pubblico su Cagliari che non su Pisa. Ma la stessa cosa succede paradossalmente in questo momento a Firenze. A Firenze si entra soltanto con Tessera, sono soltanto 250 posti, perché? Perché con tutti i lavori del cantiere la gestione è abbastanza complessa. Tessera del tifoso. Tessera del tifoso posto, come scriveva un vostro lettore, ha scritto ieri un vostro lettore Bilancizio nel mio profilo Twitter. Ci sono tanti elementi, concordo con lui che ci sono tanti elementi di incostituzionalità sulla tessera, ma si sta diventando diciamo, prima si è citato i ministri, non è per caso, perché dal ministro Salvini in poi sta diventando una discriminante nei confronti di chi ce l'ha. Perché? Perché si dice una parte dei tifosi non hanno questa cosa, siete tutti inseriti in una tifoseria a rischio, una tifoseria a rischio. Cioè qui c'è un problema di normative, c'è un problema di regolamenti, c'è un problema che i tifosi, più che protestare magari sui social o magari con noi perché abbiamo detto succede così o succede così, dovrebbero iniziare a organizzarsi con un bel ricorso alla Corte Costituzionale per andare ad abbattere tutti questi elementi che obiettivamente stanno rendendo anche complesso. È brutto andare allo stadio, signori, cioè, sì. Andare allo stadio e sapere, perché si sta arrivando a questo, che il tornello si aprirà in base al riconoscimento facciale, cioè, questo succede, non è bello. Però purtroppo il percorso, la linea che verso cui si sta andando è questa. Ecco, che i tifosi stavolta non si organizzino semplicemente cercando di fare i muri, ma che si presentino dei ricorsi, presentino si facciano valere come bisogna farsi valere, seguendo le regole e tutto il resto. Scusate questa parentesi politica, parentesi... No, ma ci sta, il problema, signore, è informazione. È un problema di regole, cioè, ripeto, riparto dall'inizio. Quest'anno se ne stanno vedendo tantissime, anche che dice e sono incomprensibili. Io sapevo benissimo, ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni, che sarebbe stata una trasferta con la tessera. Quando ieri il CASM ha detto ma forse non lo mandiamo oggi, lo mandiamo domani, ho iniziato ad avere il sospetto che si stessero facendo, stesse per succedere qualcosa. Però, così come fu per l'anno scorso per Empoli, nessuno si aspettava questa cosa, identica. Però queste norme, queste regole, questa cosa, poi i prefetti devono applicare le regole e creano tutto questo. Poi vedremo se ci sarà un ricorso. Ecco. Vabbè, questo è. Possiamo solo essere spettatori da questo punto di vista. E dispiace. Vabbè, sicuramente noi non possiamo farci nulla. Dispiace per i tifosi che comunque volevano seguire la squadra, che magari, ripeto, anche un discorso economico, di tempo, sì, economico, che quasi poi ti passa la voglia, perché dici, se io devo spendere, mi devo organizzare e poi me la tolgono, spendo per fare altro. Guarda, visto quello che è successo l'anno scorso, mio fratello che è arrivato a questo punto diventa Cugurra, dice, io non lo so se vengo, se trovo biglietti, se mi fanno entrare allo stadio tranquillamente vengo, altrimenti faccio i biglietti all'ultimo, se non li trovo i biglietti pazienza. Questa fu, infatti ecco, consiglio, visto che la posizione in particolare del porto di Livorno, di Olbia Livorno, e la presenza praticamente di 3 aeroporti, perché parliamo di Pisa, parliamo di Firenze, parliamo di Genova, che rendono facilmente raggiungibile la Toscana e la stessa Bologna, consiglio a tutti i tifosi futuro, quando c'è una trasferta a Toscana, stiamo attenti a quello, se non cambiano le regole stiamo attenti a fare dei biglietti. No, oppure preparatevi a godervi le bellezze extrasportive di Firenze, Pisa, insomma, Lucca, eventualmente avete una macchina a noleggio, vi girate la Toscana. Peraltro sicuramente trovate da mangiare cose saporite. E qui aspetta, ecco qua, sentiamo. Sì. Aspetta. Togliamo questo. Perché... Il buon Giuseppe
Abbiamo già lavorato al menù per domenica, Bene, quindi vediamo un po'. siamo felici di farti, in particolare te, perché Devi io togliere come no, l'immagine, ci devi porto togliere come la visto. condivisione di quella. Esatto, ok. Esatto, Vado. vai, è così. Eccola qua. Eccolo qua. Sicuramente ve lo Bellissimo. mangerete voi quello, guardate, il pesce siluro ve lo mangerete, è stato ve lo catturato. mangerete voi. Guarda, sotto non si Sicuro. legge, ma c'è scritto da Luca Francesco. Esatto, sì, Dopo assolutamente. Buonissimo, buonissimo. Sì, non lo Comunque, so, te- io sempre- pesce di abbiamo fiume o già- di lago ne mangio solo in montagna, abbiate pazienza, abbiamo io, già preso- in abbiamo qualunque già preso altro 4 posto, tranci, circa 3 kg di roba, perché sappiamo che ti piace. in qualunque altro posto si va di ciccia, mi dispiace, guardate, no? Non è così. Francesco, va detto una cosa, la ecco. Tinca portò bene? E Sì, allora vabbè, il ma non al mio sacrificio lo devi stomaco, fare anche abbi tu. pazienza. No, non Vabbè, penso non te lo proprio. capisco, non No. ti preoccupare. No. A parte che poi nel caso, cioè, si parla della cena, noi stiamo parlando della cena, perché poi il pranzo sarà una cosa rapida per andare alla Cena, io vi partita, accompagno lì, vi lascio lì, vi mangiate. Quindi la non ci vostra- sarà bisogno di mangiare eventualmente la Sicuro? tinca scaramantica a cena, perché la partita sarà già stata giocata a prescindere E pur- da purtroppo tutto. Ma a pranzo questo sarà un tipo, pranzo veloce. ripeto, questo tipo di experiences le lasciamo a Luca Di Leonardo, che insomma, io continuo a dire che sul cibo c'è poco da fare. Parliamo di pallone, che dite? Siamo già lunghissimi, Sì. siamo veramente infiniti, però vabbè, ci sta. Era giusto spiegare. Parliamo un po' di questa partita e anche di campo, ovviamente, perché insomma, sulla carta Cagliari 30 punti, Pisa 15 punti, gol fatti in casa dal Pisa 4, vittoria in campionato 1, cioè teoricamente non ci dovrebbe essere partita, però sappiamo bene che insomma Cagliari questo tipo di partite in un modo o nell'altro le ha sofferte in stagione, le ha sofferte l'anno passato, insomma, che parità ti aspetti? I numeri, come hai anticipato tu, sono tutti a favore del Cagliari. Cioè, aggiungiamoci anche che il Pisa è la terza peggiore difesa del campionato, solo Verona e Torino fanno peggio, insieme al Parma è quella che ha segnato meno reti in assoluto, 20, ha avuto un crollo nelle ultime 5 giornate, se prima un crollo cioè già stavano messi male, adesso stanno peggiorando ulteriormente da quando è arrivato questo allenatore svedese che sembra obiettivamente non capire da che parte da che parte prendere la matassa. Se Gilardino aveva 0,63 punti a partita, lui ne ha 0,2. La media dei gol per una squadra che, ripeto, già non segna tanto, perché 20 reti nelle ultime 5 partite ne ha segnato soltanto 1. È però un trappolone, attenzione, è un trappolone, un po' per una questione scaramantica, perché prima o poi il Pisa deve beccare, quindi il rischio c'è. Un po' perché al di là di quello che è la capacità di questo nuovo allenatore di insegnare calcio e di mettere la squadra in campo, c'è soprattutto nel gruppo storico una voglia di reagire a questa situazione, consapevoli, attenzione, che parlare di possibilità di salvezza è assolutamente del tutto una grandissima fantasia, ecco. Però le partite si possono perdere, i campionati si possono perdere, ma occorre avere un minimo di amor proprio, e soprattutto i giocatori storici questa cosa ci stanno barando parecchio, quindi mi attendo una squadra, un Pisa domenica che si trova di fronte a una partita in cui provare a tirar fuori l'orgoglio, che darà il massimo secondo me, perché lo deve a se stessa, lo deve in un certo qual senso anche alla società, nonostante tanti errori della società, lo deve soprattutto a una tifoseria che, va detto, c'è sempre, che li sostiene dal primo all'ultimo minuto, e questo, guardate, è un elemento, questo è un elemento che ha un grande peso, l'anno scorso il Pisa non era la squadra più forte della Serie B, assolutamente. Era probabilmente la quarta, la quinta, bravissimo Inzaghi, tanto di cappello, però fu decisivo l'apporto del pubblico per raggiungere
la promozione dell'anno scorso. È molto importante secondo me anche cercare per loro sarà molto importante cercare anche di cancellare un po' la resa che c'è stata nella ripresa con la Juventus, perché fino a quel momento la Juve non aveva giocato male, il Pisa non aveva giocato male, poi nel secondo tempo il Pisa è crollato, e questo è un elemento su cui deve tener conto secondo me molto Pisagane, sia nella gestione di Gilardino sia nella gestione di Iliemark. Superato il 55esimo minuto, il 60esimo minuto, il Pisa tende a crollare. Un po' perché nonostante abbia una rosa ampissima con più di 30 giocatori, la qualità dei giocatori è bassa, e quindi alla fine c'è quegli 11, 12, 13, come si stancano vanno in difficoltà. In parte per una questione di testa da parte della squadra, tende a perdersi. Però ecco, deve darci bene il Cagliari, perché poi è andata, se ci ricordiamo, il gol di Moreno arriva negli ultimi 10 minuti. Quindi è un trappolone, perché i numeri dicono che c'è Cagliari. Non a caso, guardate, se andate a vedere anche, a me non piace parlare perché non amo le scommesse, però se andate a vedere le quote scommesse, sono praticamente pari tutti quanti, cioè un leggero vantaggio per il Pisa, per la vittoria del Pisa, puntano molto sul pareggio anche lì a Libratori. È una partita difficile, complessa, poi bisogna vedere come la interpreta la Pisacane e come la interpreta Iliemark. Io su questo, abbiamo parlato un po' della parità di andata, è anche vero che il Pisa e Gilardino era decisamente meglio, ok? Da questo punto di vista. Tra l'altro hai parlato un po' dei discorsi quello dei poco ci vuole, insomma. Certo, assolutamente, però ecco l'apporto di tifosi, il Pisa arriva da 4 sconfitte consecutive, e insomma, vista anche la vittoria del Verona, perché attenzione, anche il Verona era dato per perso, magari non riuscirà comunque a recuperare, però quella vittoria a Bologna ha un po' riscattato, insomma, la squadra giallo-blu, che si giocherà comunque la partita nella sfida contro il Genoa, altra squadra che ha recuperato dal cambio di allenatore. Bisogna capire anche chi giocherà, perché Iliemark ogni tanto cambia, è ritornato, è trovato titolare il terzo portiere, adesso al di là dell'infortunio di Scuffè, comunque Nicolas viene confermato, Coppola che è uno dei giovani che Gilardino comunque non vedeva, alla fine con Iliemark sta trovando un po' più di continuità, e là davanti Tramoni è un po' scomparso dai radar. Questo è il discorso, che Tramoni alla fine ha fatto 2 gol col Cagliari e a Udine, finito. Tramoni ha smesso di prendere 5 pagelle scritte dal sottoscritto. ha deciso di no, allora la gestione dei giocatori ci abbiamo scritto tutta questa settimana, perché è veramente paradossale. Perché Iliemark di fatto ha confermato nella prima partita col Verona e nella successiva la linea Gilardino. Poi arriva a Firenze, prende la scoppola a Firenze, che è stata una scoppola non soltanto da un punto di vista tecnico, ma soprattutto secondo me tattico, e ha avuto è stata una botta morale per tutti. Rivoluziona la squadra. Esce fuori. Già a Firenze lui aveva fatto fuori il miglior giocatore del Pisa, che è Ebischer. Poi Ebischer lo richiamerà nelle successive partite, mette dentro Oriolt, che è un suo connazionale, e pare che il Pisa abbia iniziato a studiare Iliemark proprio quando andava a vedere Oriolt in Svezia. Fa fuori un altro dei giocatori più forti, infatti questi giorni abbiamo parlato dei dimenticati di Iliemark, che è un altro giocatore molto interessante, che è Idrissa Touré sulla fascia destra. Tramoni è uscito subito dai suoi radar, perché ha fatto un mezzo tempo, se non mi sbaglio, a Verona, e poi nella successiva, però poi è completamente scomparso. Tramoni ha dimostrato nei fatti che è un giocatore che ancora non è pronto per la Serie A, magari non lo sarà mai, però nei fatti ha dimostrato che è uno degli errori del Pisa è stato proprio quello di puntare tutto su Tramoni, ecco. Quindi ha portato dentro le RIS, ha
ha ridato un ruolo di assoluta centralità su Marin, che se lo merita. In difesa è iniziato con i nuovi, in particolare con questo difensore Bojinov, che ha anche dei numeri interessanti, delle cose interessanti. Poi è tornato alla difesa di Giardino, salvo fare fuori poi dopo Firenze Canestrelli per Coppola. Coppola lo utilizzava anche Giardino, un ragazzo molto interessante, va visto, un piede sinistro molto molto interessante. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 20 anni Sì, sì. e che si muove molto bene. Tra l'altro è uno di quei giocatori che mancano al Cagliari, uno di quei difensori veloci che noi ahimè non abbiamo. In attacco abbiamo visto di tutto, abbiamo visto partire Stolikovic con Moreo e Tramoni, abbiamo visto un altro neoacquisto Durosilmi entrare e uscire, abbiamo visto il Meister, abbiamo visto di tutto. Interpretare la formazione di Iliemar, che è veramente un terno all'otto. Tra l'altro parlavamo prima di Nicolas, che ha fatto bene, escluso il secondo tempo con la Juventus, però lì lui ha fatto un primo errore, poi lì la squadra è andata in palla tutta quanta. Voci dicono che potrebbe esserci il ritorno di Semper con i Cagliari. Non ti so dire, ecco, non ti so dire. Un collega bravissimo oggi, Paletti, sul Corriere dello Sport, si è sbilanciato da questo punto di vista. È una voce che stiamo raccogliendo tutti quanti, però ecco, è difficile interpretare un allenatore che le cui scelte sono spesso e volentieri incomprensibili, quindi parla svedese, non parla italiano, quindi è molto difficile interpretarlo. Perfetto. Nonostante in realtà avesse giocato in Italia già ai tempi, no? Genoa e Sì, Palermo, sì, in teoria un minimo di italiano dovrebbe parlarlo. No, l'italiano lo parlicchia, ecco, è l'idea, è quella che è la sua idea tattica, che ancora non abbiamo capito, cioè vediamo delle scelte, soprattutto poi nella gestione dei cambi, che non capisci. Cioè mettere Ealing Junior contro il Milan negli ultimi 4 minuti, dopo che la partita precedente era stato uno di quelli che dici, cavolo, forse c'è un giocatore in più nel Pisa, cioè ci sono tutta una serie di scelte, tutta una serie di io li ho chiamati dimenticati, ma puzzano di epurazione all'interno della squadra, che non si capisce bene. Poi è un fortino, bisogna dire la verità, sono una specie di lì è un po' come nel Cagliari, per esempio, con Nicola, con i senatori che tenevano tutto dentro, non usciva nulla di quello che poi si è scoperto. Molte cose si sono scoperte d'estate sotto gli ombrelloni che ti raccontavano, oppure su TikTok, come sta avvenendo adesso con Ialto. Però ci sono i senatori del gruppo che tengono tutto molto chiuso, però è evidente che ci sia anche qualche problema all'interno dello spogliatoio. Perfetto. Ma Quadrado? Scomparso. Quadrado è stato 2 mesi in Colombia, tra dicembre e gennaio ha fatto le vacanze in Colombia lunga. Quadrado, sai, cioè, i numeri lo hanno apostrofato bene i tifosi della Juve contro... Sì, esatto. Non è stata proprio una bella Sì, immagine, diciamo. Quadrado è un altro degli errori del Pisa. Del resto lo sappiamo benissimo che la gente di Quadrado ha provato a offrire a tutti, compreso il Cagliari, a tutte le giocatori delle squadre, però stiamo parlando di un 37enne che non ha mai avuto quelle qualità tecniche per fare il Sivori che entra in campo gli ultimi 15 minuti e ti cambia la partita, perché non è bravissimo, non è sicuramente tecnicamente un giocatore interessante, ma non è quel livello. Il resto c'ha 37 anni, non li regge 90 minuti. Infatti con tutti è sempre entrato comunque alla fine. Ecco, quello è stato uno degli errori grossi del Pisa in sede di calciomercato.
Ed è un insegnamento secondo me anche per le altre squadre, che spesso e volentieri cerchiamo più il nome o la Le figurine, figurina. le cosiddette figurine. Bravissimo, cioè, è figurina lui e figurina Albiol, che peraltro è un calciatore che io invece che stimo da un punto di vista personale tantissimo, perché è un gran giocatore, grande persona, e che ha fatto molto bene con Girardino, perché ha dato tanto allo spogliatoio. Adesso devo un po' capire com'è il rapporto anche suo con Inemark, però anche lui, stiamo parlando di un quarantenne, signori, cioè quarantenne ti dà ti può dare quegli ultimi 15-20 minuti, ti dà l'apporto importante sullo spogliatoio, ma poi devi avere qualcuno che faccia gli altri 90 minuti. Infatti, sì, assolutamente. Lui è più che altro uomo spogliatoio in teoria. Sì, no, con Girardino è stato quello. molto importante. Con Girardino è stato molto importante, perché era una squadra di debuttanti assoluta, e ha fatto anche bene. È stato uno di quelli che ha tenuto il gruppo. Bene. Fra? Ti aspetti Pavoletti titolare? Te la butto lì proprio brutale. Quella famosa intervista di quest'estate a Pontevedra è stata fantastica, ci siamo divertiti tantissimo. È il momento giusto per arrivare, no, al re del razione, ma è arrivata quella partita. Se segni a Pisa mi fanno sindaco, a me mi si illuminano gli occhi. Ti vengono a cercare. Secondo me poi non ci ha riflettuto bene a quello che poteva succedere dopo quella domanda. Sì, guarda, cioè, io mi auguro che qualche minuto lo faccia. Me lo auguro, mi auguro che non entri, perché siamo alla disperata ricerca di cambiare la partita, di un gol. Però penso che se lo meriti. Poi sai, stiamo parlando comunque di un pezzo di storia del Cagliari. Quello che ho percepito quest'estate quando le ho fatte quell'intervista è che lui veramente ci terrebbe a fare questa partita. E guarda, conoscendo i livornesi e i pisani, lo capisco benissimo, è pienamente livornese in questo. E quindi mi auguro per lui di vederlo. Poi se dovesse succedere, può sempre venire sotto la tribuna stampa e lo salutiamo, ecco. Poi io non entro più all'arena, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, vabbè, ma tanto avrò le domeniche libere, ecco. Esatto. Va bene. Giuse, rispondo giusto un attimo che ti saluta Bilancizio. Guarda, prenditelo dal podcast, la prima parte abbiamo parlato di tutto quello che è l'iter del divieto, insomma, guardati quella, la prima parte dell'intervento da parte di Giuseppe, che è stato spiegato ampiamente tutta la situazione attuale, allo stato attuale. Ecco, alle 11:30 di giovedì 12 marzo. Esatto, alle 11:30 esatto, perché poi ovviamente tutto può ancora succedere. Giuseppe, grazie. Ovviamente ci vediamo domenica. Noi ci vediamo domenica. Non vediamo l'ora. Speriamo. Io almeno non vedo l'ora, devo essere sincero. Poi Pisa è una città che mi piace tanto, quindi sono contento di esserci io. Probabilmente perché non è una questione, avevo detto che era una questione di Luca Di Leonardo, mi sa che è un problema di 131 che arriva in Toscana, sta iniziando a far cattivo tempo, speriamo che non perché la colpa non è di Leonardo, non è la Tinca. In questo caso, per una volta, insomma, ogni tanto, insomma, è l'eccezione che conferma la regola. Va bene. Grazie Giuseppe, ci vediamo domenica. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Giuseppe. Bene. Muy bien. Pare che possiamo anche chiudere, che dici? Esatto, chiudiamo questa settimana di Buongiorno 131, ricordando che stasera ore 18:30? 18. Poi come sempre sarà 18:30, perché Luca Di Leonardo promette sempre no, facciamo alle 18. Poi arriva a un certo punto poi il messaggio alle 17 o alle 16:45 tendenzialmente ogni giovedì arriva questo messaggino. Ascolta, è un problema se lo spostiamo alle 17 perché sono un po' impicciato, sono un po' incasinato, sono sovrapposte delle cose.
Come posso fare io? Cosa lo so. devo fare? Lo so. Fabri, ci stiamo provando a fare Assolutamente. la storia. Ovviamente ci dovremo dotare di un avvocato collegato in background, backstage, insomma, pronto? No, questo la testata si dissocia per evitare casini grossi. Però ci stiamo tentando, dai, vediamo se ci riesce il numerone. Credo che poi ci divertiremo, ecco. Magari la settimana prima di Cagliari Cremonese, che dite? Sarebbe interessante, battute a parte, quindi stasera Che sera? 18 E noi ci vediamo tra elastiche. Noi ci vediamo dopo. E poi domani non ci dovrebbe essere. Domani ci sarà Aperi Torres, credo, perché la Torres gioca sabato contro il Ravenna di Nicolas Viola e di Manuel Fischnaller e di Stefano Caca. Quindi insomma una partita abbastanza particolare e interessante. Sabato pomeriggio, sabato sera ovviamente ci sarà appuntamento con la vigilia di Pisa Cagliari e poi domenica chiaramente le solite dirette legate alla gara appunto dell'Arena Garibaldi, quindi tra Pisa e Cagliari, quindi con prepartita alle 14 e poi post partita come sempre intorno alle 16:50, minuto più minuto meno, ecco, in base a quello che succederà in campo. Tutto ciò, grazie a te, a grazie tutti a voi tutti. per essere stati con noi e niente, quindi poi ci vediamo. Anche sta settimana è andata. Siamo puntata Esatto. 113 oggi. Oggi è stata una puntata da 113. E non abbiamo ricevuto chiamate dalla questura e questa è già una buona notizia perché insomma Ancora presto. ieri non ci hanno chiamati i carabinieri, oggi non ci ha chiamato la questura. Vediamo un po'. Martedì sarà Vigili del Fuoco, quindi Perfetto. 115 e poi per la 118 siamo a posto, non ci sono problemi, ci ricoverano tutti. Esatto. E chiudiamo in bellezza ricoverati. Va bene, ragazzi, buona giornata, buon fine settimana. Buon fine settimana. Ci vediamo con Buongiorno 131 lunedì, ve lo ricordo. Ciao. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.